Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Bentornati a Monkey Island. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura qui a Lucre Town. Vedremo un po' di ampliarla secondo alcuni canoni e soprattutto specializzarla secondo alcuni settori. Innanzitutto siamo riusciti a completare, come potete ben vedere, il nostro traforo che conduce l'area industriale all'area residenziale per fluidificare il traffico e per rendere libera l'autostrada che, come potete vedere, circonda questa sorta di montagnetta. Allora, come vi avevo detto, dobbiamo salvaguardare la nostra cittadina e soprattutto la nostra area industriale da possibili incendi che potrebbero causare la decrescita appunto del nostro sistema finanziario. Allora, innanzitutto le caserme dei pompieri sono state sbloccate, arresta la propagazione di incendi nella tua città, aumenta la copertura aggiungendo altri camion dei pompieri, costano $20.000 e ovviamente un costo di manutenzione abbastanza elevato, però sono fondamentali per non far crollare il nostro apparato economico. Possiamo posizionarne benissimo una nell'apparato industriale in modo tale da controllare tutto il nostro settore a sinistra della montagna. La copertura antincendio è disponibile anche vicini. Lo stesso discorso che ho fatto appunto per quanto riguarda le autoambulanze, quindi i mezzi della sanità, vale anche ovviamente per i pompieri. Diamo un'occhiata. Allora, sono ancora in cerca di personale. Molto bene, finalmente siamo riusciti a collocare la nostra caserma dei pompieri. Come potete ben vedere si ritrovano già pronti a intervenire in caso di incendio. Costa, come abbiamo detto, $400 l'ora e per adesso non sono riusciti a estinguere alcun incendio, però possiamo dare un'occhiata alle sue possibilità di potenziamento. Ovviamente sono disponibili tutte le decorazioni possibili, come all'interno di ogni edificio per la salvaguardia del nostro paese, l'asta dei pompieri, il cartello della caserma, decorazioni che possono rendere più figo l'edificio, ma addirittura allarme antincendio, ovvero una campana che velocizzerà le operazioni di controllo e soprattutto di salvaguardia del nostro paese. In seguito possiamo anche aggiungere, come le ambulanze, determinati garage della caserma dei pompieri in modo tale da velocizzare le azioni all'interno di un settore stesso. Perfetto, adesso la popolazione sarà anche molto più sicura con una caserma dei pompieri. Ecco qua, vediamo un po', infatti c'è già qualcosa. Ora che in città c'è una caserma dei pompieri mi sento più sicuro. Perfetto, quindi adesso vedremo un po' anche di implementarne un'altra nella sezione residenziale per rendere il tutto ancora più sicuro. All'interno della nostra clinica vediamo un po' se possiamo aggiungere qualche altra ambulanza in modo tale da velocizzare il processo di salvaguardia del nostro paese. Allora, un'altra area di sosta aggiungerà una nuova ambulanza che ci renderà la vita molto più facile. Perfetto, vediamo un po'. Benissimo, adesso abbiamo disponibile ben due autoambulanze che saranno necessarie per salvaguardare la nostra area residenziale. Perfetto, adesso che abbiamo aggiunto un'altra sezione per la nostra autoambulanza nella parte nord della città, avremo la possibilità di controllare quindi più persone all'interno della città stessa. Diamo un'occhiata al grafico per vedere un po' come sta andando la situazione sanitaria. Abbiamo abbastanza persone in cura all'interno della clinica stessa, ci sono una media concentrazione di batteri con qualche lesione, con qualche malattia, purtroppo anche qualche morto. Questa clinica riesce a coprire la parte nord della città, avremo la possibilità di costruire una seconda clinica nel momento in cui avremo abbastanza dollari, perché nel momento in cui la città andrà ad occupare anche la zona costiera ci serviranno quindi più centri di ricovero per i nostri pazienti. Adesso dobbiamo concentrare quindi la nostra città secondo un determinato ambito. Ovviamente, come avete ben potuto vedere e sentire all'interno del gameplay precedente, vi ho affermato che avrei realizzato quindi la nostra cittadina secondo degli obiettivi ben precisi, ovvero ho intenzione di creare un apparato educativo abbastanza evoluto per quindi creare proprio dei veri centri universitari in modo tale da rendere la nostra città indipendente quindi da qualsiasi tipo di problema a livello ambientale. Quindi, per esempio, migliorando la nostra educazione avremo la possibilità di aumentare il livello tecnologico delle nostre industrie e quindi migliorare anche il loro rendimento. Oltre a essere economicamente forti, saranno anche ambientalmente considerevoli, ovvero, come possiamo dire, non inquineranno più di tanto e quindi salvaguarderemo anche il nostro paese. Allora, posizioniamo innanzitutto un ottimo sistema educativo all'interno della nostra area residenziale in modo tale da aumentare non solo il valore del terreno ma quindi anche il valore delle abitazioni. Allora, un'ottima scuola con $16.000 inizierà a istruire una piccola parte della popolazione, però già è un passo in avanti. Ok, possiamo collocarla in questa zona in modo tale da rendere il tutto ancora migliore. Perfetto, i genitori supplicano il sindaco Eddie di sostenere l'educazione. L'università potrebbe attirare studenti di tutta la regione.
Molto bene, allora diamo un'occhiata alla scuola elementare, ancora è chiusa, ovviamente cercano personale, diamo un'occhiata a quello che dispone al suo interno, ovviamente ci sono disponibili dei pulmini scolastici come ovviamente tutti gli edifici, delle decorazioni, asta per la bandiera, cartello della scuola elementare e così via. Nella scuola abbiamo la possibilità di aggiungere più aule, ovviamente aule all'ultimo piano, quindi aumentare i posti all'interno della scuola ci garantirà di accogliere maggiori studenti, ovviamente hanno un prezzo, ma ciò garantirà quindi un incremento dell'educazione. Più pulmini scolastici, quindi aggiungerà quindi, più possibilità di accogliere ragazzini all'interno della nostra scuola. Un fattore fondamentale all'interno del settore educativo è quello di utilizzare il sistema delle fermate in modo tale da accogliere più persone al suo interno. Ovviamente la fermata del pulmino scolastico funziona nella stessa maniera del pulmino, come dire, del solito autobus della città, quindi vediamo un po' di accogliere l'intera popolazione, vedete un po' come tutto il paese è felice della presenza quindi di un sistema educativo, e adesso vedremo un po' di creare diverse fermate nella zona residenziale in modo tale da accogliere tutti i bambini disponibili all'interno della nostra sezione. Molto bene, abbiamo speso circa $2000 per le fermate, però va molto bene. Diamo un'occhiata al grafico dell'educazione. Allora, livelli di educazione: studenti non istruiti, non iscritti, iscritti. Molto bene, dobbiamo attendere ovviamente qualche mese prima che la scuola inizi a funzionare regolarmente. Adesso finalmente abbiamo ottenuto gli insegnanti adatti per l'istruzione, abbiamo adesso abbastanza persone che stanno iniziando a frequentare la nostra scuola. Molto bene, abbiamo ottenuto anche ben $24.000, molto bene, ci saranno fondamentali per la creazione di qualche altro centro educativo. Allora, avevo notato all'interno del nostro municipio, vediamo un po', una piccola modifica che poteva cambiare il settore dell'educazione. Vediamo un po', con $15.000 possiamo costruire il Dipartimento dell'Educazione, anche $500 al mese. Stiamo attenti che il nostro budget sta per terminare. Allora, vediamo un po', possiamo creare il Dipartimento dell'Educazione, quindi se crediamo appunto che i ragazzini, ovviamente l'educazione sia fondamentale per la crescita del nostro paese. Grazie a questo Dipartimento possiamo aggiungere scuole superiori e anche università. Bene, questa sarà una scelta che effettuerò più avanti, però adesso dobbiamo consolidare soprattutto la nostra economia. Allora, andiamo all'interno della sezione delle industrie, vediamo un po', la domanda industriale è ancora abbastanza alta, creiamo un altro complesso industriale. Allora, io credo adesso di migliorare come dire, l'impianto delle infrastrutture all'interno del settore industriale per velocizzare i trasporti, quindi intanto eliminiamo questa stradina di campagna e mettiamo una bella strada a bassa densità in modo tale da migliorare il traffico all'interno di queste zone industriali. Molto bene, vediamo un po', creiamo una seconda sezione per aumentare quindi il contributo delle nostre industrie. Perfetto, ottimo. Allora, vediamo un po', vediamo nella sezione delle industrie, collochiamo anche diverse strade in modo tale da tagliare la nostra sezione in più parti. Molto ma molto bene. Perfetto, vediamo un po' di collocarle, adesso soprattutto nuovi lavoratori arriveranno, diamo un'occhiata adesso al livello di inquinamento della città perché potrebbe essere aumentato negli ultimi mesi, diamo un'occhiata, mappa industriale, vediamo un po', ok, diamo un'occhiata, allora queste sono le merci consegnate, non ci sono problemi quindi di accumulo di merci, tutto sta andando per il meglio. Perfetto, in attesa che le nostre aree industriali vengano collegate, vediamo innanzitutto di creare un nuovo centro commerciale nell'area accanto alla nostra città, vedete un po' la domanda commerciale sta per crescere, dobbiamo soddisfare quindi le esigenze dei nostri industriali. Molto bene, attenzione, mi sono dimenticato di collegare questa ultima parte di strada all'autostrada. Molto bene, abbiamo creato un complesso residenziale abbastanza ottimo, quindi possiamo dedicarci alla sezione commerciale. Addirittura la domanda residenziale sta crescendo, ce la stiamo cavando abbastanza bene. $20.000 disponibili, vediamo un po' come sta andando la nostra scuola, 107 studenti, sta funzionando abbastanza bene. Allora, vediamo innanzitutto di collegare qualche altro parco. Come vi dicevo, i parchi sono fondamentali per aumentare il valore del terreno e attirare soprattutto più persone. Creiamo quindi un parco con vialetti ondulati, potrebbe essere importante soprattutto anche nella zona un pochino distante dall'educazione della scuola, in modo tale da aumentare il valore del terreno anche in queste zone. Vediamo un po', qui potrebbe andare molto bene anche perché ritroviamo anche un'area commerciale. Ok, perfetto, un bel parco potrebbe essere importante. Ecco qua, addirittura è in funzione, costa abbastanza al mese, però addirittura può essere
migliorato con delle fontane, addirittura dei laghetti, guardate che figo, molto ma molto bene. Allora, vediamo un po', ci sono dei pensieri un po' negativi, vediamo ancora il fattore dell'incendio è molto persistente nella nostra città. Perfetto, allora vediamo innanzitutto di aumentare la nostra capacità di avere qualche altro pulmino all'interno della scuola in modo tale da prelevare più alunni possibili con 3.000 dollari, quindi avremo un altro pulmino disponibile, molto ma molto bene. Allora, visto che abbiamo terminato adesso le azioni all'interno della nostra città, vedremo adesso di potenziare il nostro apparato, come dire, per la salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo sistemato il sistema delle acque reflue proprio a nord della nostra città, adesso ci dedicheremo un po' allo smaltimento dei rifiuti, ovviamente è un problema necessario. Allora, la discarica, abbiamo la possibilità di creare sia la discarica che la centrale di riciclaggio, ovviamente vi ricordo che serve per depurare il nostro ambiente, come per esempio depurare l'acqua, riciclare i rifiuti all'interno del nostro municipio, il potenziamento adeguato, ovvero quello dedicato al Dipartimento dei Servizi Pubblici. Invece io ho intenzione di dedicarmi più all'educazione, però vedremo se possono essere aggiunti più dipartimenti nello stesso tempo. Allora, lo smaltimento dei rifiuti con una bella discarica avremo eliminato il problema di accumulare dei rifiuti, ovviamente deve essere posizionato in una parte diversa, ovviamente nella parte nord della città ci occuperemo dello smaltimento dei rifiuti. Perfetto, qui potrebbe andare molto ma molto bene, con 9.000 dollari vedremo un po' di eliminare il tutto. Ovviamente il servizio della raccolta dei rifiuti è utile anche per tutti i membri della nostra regione, ovviamente possiamo inviare, come potete ben vedere, dei camion della spazzatura che prelevino tutta l'immondizia a tutti coloro che abitano nella nostra Monkey Island, e ovviamente questo comporterà un beneficio monetario alla nostra cittadina, ovvero Lucretown. Abbiamo disponibili ben 2 camioncini della spazzatura. Molto bene, ovviamente esistono anche dei camion di riciclaggio, ma ciò non ci interessa perché non abbiamo potenziato il municipio nella maniera adeguata. Allora, vediamo un po' di scarica, per adesso cercano del personale, per adesso non c'è alcun inquinamento atmosferico, potete ben notare. Allora, abbiamo la possibilità di potenziare e ovviamente aggiungere garage per aumentare camion della spazzatura e velocizzare quindi il processo di raccolta. Zona di scarico, dedica più spazio alle discariche dei rifiuti, sta attento solo a evitare i cortili delle case, Ok, ovviamente abbiamo collocato la nostra zona in una parte sopraelevata. Inceneritore dei rifiuti, brucia la spazzatura per toglierla di mezzo. Inquinamento atmosferico? No, a nessun importo, ovviamente questa è una cosa su cui pensare. Allora, vediamo un po', perfetto, adesso il settore dell'immondizia sta andando molto bene, ma c'è qualcosa di strano qui in questa industria. Ah, Sindaco Eddie, sono felice di vederti qui con noi. Pensa a tutti i terribili delitti e agli orrendi crimini che commetteremo. Wow, sia benedetto il tuo freddo cuore criminale. Sono il dottor Stone, il braccio destro del dottor Wu. Ovviamente questo probabilmente apparterrà all'espansione. Il nostro primo compito è trasformare questa piccola città innocente in un terreno fertile per la criminalità. Addirittura piazziamo più fabbriche inquinate e cerchiamo di fare tutto il possibile per attirare nuovi criminali in città. Mamma mia, il dottor Wu, proprio un genio del crimine, vuole aumentare, fa in modo di avere 5 criminali in libertà. Ma sarà proprio quello che io non farò, maledetto dannato dottor Wu. Creando un bel dipartimento della polizia, con 30.000 dollari avremo la possibilità di sfruttare i nostri agenti e soprattutto nella zona industriale vedremo un po' di far calare il silenzio. Intanto vediamo un po' cosa sta accadendo alla centrale dei pompieri. Allora, ehi sindaco, io e i miei amici vogliamo organizzare uno spettacolo di fuochi d'artificio, ricompensa 50.000 dollari. Wow, se sono sicuri, ma potremmo provocare un paio di incendi, ma niente di che, guardate un po' che figo. Allora, dai, abbiamo una caserma dei pompieri, lo possiamo fare, questa missione provocherà incendi. Ma danneggerà la nostra città e non abbiamo un altro centro all'interno della nostra zona residenziale, quindi mi sa che rifiuta, amico mio. Mi dispiace, però il sindaco Eddie rifiuta la tua proposta di fare il piromane. Te ne vai magari in qualche altra parte di Monkey Island a bruciare la tua casa. Allora, vediamo un po', l'impianto economico sta risalendo, abbiamo migliorato le nostre entrate, adesso ci possiamo dedicare magari a qualcosa di diverso. Ok, abbiamo migliorato la nostra discarica, adesso una bella centrale di polizia fa proprio al caso nostro. Vediamo un po', c'è anche il maniero di Maxis, come vi dicevo appunto, ideale per completare la nostra missione. Ok, ovviamente costa abbastanza, ben 40.000 dollari, mamma mia. Allora, aumentiamo la nostra velocità e attendiamo quindi di ottenere i soldi necessari per il completamento della nostra stazione di polizia. Perfetto, ovviamente questa sarà necessaria per diminuire la criminalità, soprattutto all'interno di questa zona. Perfetto, con 30.000 dollari e soprattutto un costo al mese di 400 dollari avremo la possibilità di garantire quindi la stabilità all'interno della nostra cittadina. Molto bene, allora vediamo un po', chiuso, cercasi personale, perfetto, adesso abbiamo anche la possibilità di riabilitare i criminali, quindi tramite
un periodo di rieducazione. Perfetto, ovviamente come tutti gli edifici c'è la possibilità di aggiungere cartelli della stazione, quindi decorazioni, ma anche celle di prigione, quindi anche celle sopraelevate, molto bene, per ovviamente accogliere più criminali possibili. Perfetto, allora vediamo un po' come sta andando la nostra situazione. Abbiamo aumentato la domanda residenziale, ovviamente con tutti questi posti di lavoro la popolazione cerca quindi di arrivare in maniera proprio consona all'interno della nostra cittadina. Adesso incominciamo a creare dei veri e propri viali a media densità in modo tale da attirare più persone disponibili. Perfetto, un'ottima cosa che mi piace di SimCity è soprattutto questa realizzazione. Ah, dannazione, SimLeon non sufficienti, vedete un po', le strade davvero costano tantissimo, guardate un po' le infrastrutture come sono privilegiate all'interno di questo gioco. Intanto il sistema del traffico, anzi il problema del traffico è stato appena adesso risolto, molto bene, c'è solo qualche problema all'entrata della galleria, guardate un po', però è un viale abbastanza spazioso, quindi ci può essere solo qualche intoppo all'entrata. Vediamo un po' i nostri pompieri quello che stanno combinando. Ecco il camioncino dei pompieri, vediamo quello che combina, eccolo, eccolo, vediamo dove ha intenzione di andare. Oh, incendio, incendio, andiamo, vediamo un po' dove ha intenzione di andare. Ci deve essere un incendio da queste parti, vediamo. Ah, eccolo qui, perfetto, cortocircuito. Oh no, guardate un po' che figo. Vediamo un po' come entrano in azione i nostri cari amici pompieri. Eccoli. Ovviamente gli incendi sono disastrosi perché proprio col passare del tempo, e quindi un incendio abbastanza grave potrebbe anche espandersi per tutta la zona e quindi anche far abbandonare le fabbriche, quindi ci sarebbe anche un declassamento della nostra zona. Vediamo un po' che cosa è successo. C'è qualcosa che non va in città, si è scatenato un incendio ma se ne stanno occupando i pompieri. Perfetto, ovviamente quando succede qualcosa di strano c'è sempre il tutto pronto. Molto bene. Ah, attenzione, hanno un altro incendio da queste parti. Dannazione, mi sa che dovremmo collocare anche un'altra zona di salvaguardia da queste parti. Vedremo un po'. Questa è un camion pesante, dannazione. Vediamo un po' se arrivano questi dannati pompieri. Sì, 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 forse si occuperanno anche di questa zona, però ovviamente è necessario ampliare la nostra capacità di salvaguardare il paese. Quindi innanzitutto posizioniamo un'altra, come dire, un'altra zona industriale nella parte sud della nostra città, perché ovviamente i cittadini hanno il diritto di venire nella nostra cittadina. Perfetto, colleghiamo il tutto adesso alla pompa dell'acqua. Devo ricordarmi di guardare quanta acqua abbiamo ancora disponibile perché è davvero molto importante. Allora vediamo un po', abbiamo ancora per 1151 mesi il tutto disponibile. Perfetto, creiamo quindi il nuovo complesso residenziale. Molto bene, vi ricordo che col tasto CTRL avrete la possibilità di selezionare tutto, come dire, tutto l'ambiente stradale, molto ma molto bene. Perfetto, adesso continueranno ad arrivare cittadini all'interno della nostra città. Intanto sta sorgendo il sole, molto bene. Allora ancora la nostra centrale eolica però se la sta cavando bene, il vento è cresciuto e quindi siamo riusciti a produrre più megawatt. Vediamo per quanto riguarda la sezione dell'energia come sta andando la situazione. Stiamo riuscendo a controllare quasi tutto, abbiamo alimentata tutta la città tranne qualche piccolo edificio che ancora deve essere collegato. Comunque ce la stiamo cavando molto bene, guardate un po' delle industrie che abbiamo alla nostra sinistra, davvero un ottimo lavoro. Abbiamo ancora tantissimi megawatt in eccesso, quindi ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Ok, continuiamo ad ampliare il nostro centro residenziale. Perfetto, perché dobbiamo far affluire numerosi cittadini nella nostra città. Abbiamo guadagnato ben 14.000 dollari, siamo ancora su, ovvero non ci ritroviamo al verde, abbiamo 4.429 dollari di rialzo, molto bene. Adesso devo però creare una nuova fascia di popolazione, ovvero la bassa densità non ci garantirà quindi di crescere ad alti livelli e quindi devo garantire quindi una crescita a livello proprio di casta. Allora vediamo un po' se possiamo collegare il tutto in maniera omogenea. Dannazione, queste strade, ok, perfetto, vediamo di collegarle in maniera differente. Benissimo, ok, abbiamo speso davvero tantissimi soldini. Molto bene, colleghiamo innanzitutto adesso la zona residenziale all'autostrada, molto importante. Perfetto, anche alla zona della, come dire, della centrale eolica. Lo faremo più avanti. Innanzitutto posizioniamo le nostre aree residenziali, perfetto, e adesso avremo anche la possibilità di posizionare un nuovo edificio in questa nuova parte di mappa. Nel momento in cui raccoglieremo 10.000 dollari posizioneremo la biblioteca pubblica. Non c'è più sim più leale di un libro, i sim vanno in biblioteca se non possono ovviamente permettersi di andare a fare shopping, quindi ciò aumenterà quindi il valore dei terreni, ma soprattutto renderà la popolazione più istruita. Innanzitutto diamo un'occhiata a cosa succede alla
scuola elementare, c'è qualcuno che ci chiama. Allora, sindaco, tutte le aule di Lucretown sono piene, dannazione, ci servono nuove aule e nuovi insegnanti, ci sto. Nuova missioncina, aggiungi un'aula alla scuola elementare, mi sa che questo è più importante ragazzi, quindi con 4 pulmini abbiamo l'opportunità di aggiungere un'altra classe, perfetto, 1, 2, 3. Perfetto, abbiamo probabilmente completato la nostra missioncina, molto bene, un'aula alla scuola elementare è stata aggiunta e ovviamente la nostra missione è completata. Adesso avremo la possibilità di istruire circa 500 studenti. Avevo visto qualche altra icona, forse qualcuno si stava lamentando, stava succedendo qualcosa di strano, a quanto pare no. Perfetto, allora colleghiamo intanto qualche altra fermata nella zona sud della nostra città perché tutti hanno il diritto alla scuola, molto bene. Sì, può andare per adesso. Vediamo un po' le altre strutture che possiamo costruire. Scuola superiore, ovviamente abbiamo bisogno del Dipartimento dell'Educazione e 500 studenti, perfetto, con l'aumento delle classi ovviamente aumenteranno anche gli studenti.